Presidente, un bel tappeto rosso per il rosso di Montalcino. Abituato a portare avanti il Brunello, stasera invece serata giovane, presidente giovane. Nel mondo del vino si prosegue ad essere giovane per tanti anni. Il rosso di Montalcino cosa rappresenta per il Consorzio del Brunello in questo momento? Ma in questo momento noi abbiamo, come sai, abbiamo attuato un nuovo piano anche di rilancio sul rosso di Montalcino, ormai da qualche anno. Siamo partiti con Red Montalcino a Montalcino, ci stiamo spostando quest'anno, il 2026 l'abbiamo dedicato a fare degli eventi itineranti di Red Montalcino. Abbiamo iniziato a febbraio, abbiamo fatto delle masterclass a Roma, oggi siamo qua, poi a maggio siamo a Milano, un'altra masterclass, quindi stiamo cercando di un po' portarlo fuori dal contesto del territorio nostro, quindi vogliamo appunto vivere un po' di più il rosso nel mezzo alla gente, è un vino più, lo chiamiamo un po' la premium popular icon sostanzialmente, Mi piace. e quindi è quello che vogliamo fare con il rosso di Montalcino sostanzialmente, e serate come queste credo siano proprio l'emblema, no, L'emblema. della convivialità e della condivisione del rosso di Montalcino. Viva il rosso! Viva il rosso, viva Montalcino! Viva Montalcino!